Mi chiamo Alberto Toso Fei e sono discendente di un'antica famiglia di vetrai dell'isola di Murano. Ho trascorso gran parte della mia vita tra Venezia e la Laguna ed è a partire da questa mia infanzia molto particolare, trascorsa tra l'acqua del mare e il fuoco dei forni, che ho maturato forse questa passione per le leggende e per le storie antiche, che nessuno raccontava più e che rischiavano quindi di andare perdute e che ho iniziato a raccogliere prima che scomparissero con gli ultimi anziani, testimoni di un tempo che appartiene irrimediabilmente al passato. Per esempio, da bambino mi veniva raccontato che in laguna di notte era possibile vedere delle luci galleggiare. Erano quelle dei ceri accesi su una bara di bambina che fluttuava sulle acque. Ipnotizzato ho cercato a lungo di appropriarmi di questa immagine, senza sapere, senza conoscere però la storia che vi stava alle spalle. E solo in età adulta, mosso da curiosità ed effettuando le mie ricerche, ho scoperto che c'è un fatto di cronaca che risiede e fa nascere quindi la leggenda della ragazza che non fu mai sepolta. Ecco, è a partire da storie come questa che ho iniziato la mia attività di ricerca e di scrittura, fino a diventare una sorta di cacciatore di leggende, di quegli aspetti della storia più curiosi e misteriosi. L'intuizione successiva è stato scoprire come a ogni leggenda corrisponda ancora oggi un luogo. Questo vale più per Venezia che per ogni altra città. È come se esistessero i luoghi stessi della narrazione nei quali far scoprire e rendere vive le storie. Ecco, i miei libri sono un po' questo, una sorta di percorsi narrativi che, svelando gli aspetti più curiosi delle città, ne rivelano in realtà l'essenza più vera, e che è quella più vicina alla loro stessa anima.